Il governo ha approvato ieri sera le prime misure sulle quarantene e sull'utilizzo del Green Pass. Entro l'Epifania il governo adotterà nuove e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia ed altre disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il decreto prevede dunque l'estensione del Green Pass rafforzato che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale, cioè tripla dose, e la guarigione, e le quarantene per i vaccinati. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza si amplia l'uso del Green Pass rafforzato ad alberghi e strutture ricettive in occasione di feste e cerimonie civili o religiose, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere ed altro ancora. Il Green Pass rafforzato è necessario anche, questa è la novità, per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale e regionale. Per le quarantene il decreto prevede che la quarantena non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi o 4 mesi dalla vaccinazione o dalla guarigione del Covid, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Per 10 giorni questi soggetti dovranno indossare le mascherine FFP2 e dovranno, solo se ci sono sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno. La cessazione della quarantena può terminare con l'esito negativo di un tampone rapido o molecolare anche presso centri privati con la trasmissione all'ASL del referto negativo.